Ancora una volta una piazza Unità soleggiata, ancorché non calda, ha salutato la Young, la corsa dedicata ai bambini che inaugura la Trieste Spring Run, la kermesse in capo a Trieste Atletica. I più piccoli hanno coperto percorsi differenti in base all'età, senz'altro problema se non quello di divertirsi assieme alle maestre e ai maestri, con genitori e nonni a fare da tifosi. L'appuntamento clou, come sempre, per la Trieste Spring Run rimane quello della domenica. Si correranno quest'anno 3 gare e il ritorno della maratona rende questa edizione della corsa particolarmente importante dal punto di vista agonistico e sportivo. È importantissimo ed è una scommessa che daremo vinta sicuramente domenica, ma che già ha vinto con i numeri. Siamo ripartiti quest'anno e i numeri segnalano 800 partecipanti da tutto il mondo. Abbiamo rappresentate quasi 40 nazioni sulla maratona e altrettante sulla mezza maratona. Mezza maratona che peraltro è sold out ormai da 10 giorni, 12 giorni. La strutturazione dell'evento è per ospitare un numero vicino alle 3.000 persone, quindi saremo intorno alle 3.050, 3.100, ma non possiamo andare purtroppo oltre. Domenica dunque, oltre alla maratona, partiranno contemporaneamente le altre 2 gare che rappresentano ormai da anni la Spring Run, una manifestazione che, non dimentichiamolo, ha rivitalizzato una gara storica per la nostra città. Alle 10 la 21K da Sistiana e alle 10 dal bivio di Miramare partirà la Bavisela Family Run, che è un po' la festa dove sono attesi sicuramente non meno di 10.000 persone. Ad oggi, e le iscrizioni online le abbiamo chiuse ieri, siamo ad oggi circa 6.500-6.600. Oggi partiamo con le iscrizioni al Centro Expo e col ritiro dei pacchi gara e i pettorali. Quest'anno c'è una particolarità che gli organizzatori tengono a sottolineare. Le gare arriveranno dalla città, quindi non arriveremo dal mare verso il palazzo del comune, ma arriveremo dalla città in direzione mare, quindi un'apertura verso il mare. C'è dell'altro e sotto certi aspetti c'è di più, ovvero un ragionamento collegato ai numeri degli iscritti, che sono importanti e che sottolineano, se letti in un certo modo, una realtà molto positiva, non solo da un punto di vista sportivo. La presenza internazionale segnala la passione per il podismo che va oltre Trieste, ma il fatto che Trieste comunque diventi una città sempre più interessante dal punto di vista turistico e perché no passarci e correre una mezza maratona o una family che possa regalare anche un momento di brio, un po' di endorfine sane per poi passare alla stagione estiva con gli altri eventi sportivi.